Non ha senso un dibattito politico quando la strada è segnata e il popolo lo dimostrerà con il referendum, andrà tutto a votare per l'autonomia. E questo l'appello a tutti i partiti del Veneto dal governatore Zaia, che da giovedì ha aperto ufficialmente la strada verso l'autonomia regionale. Decidiamo che il tema del referendum non è un tema di casacca politica, di tessera di partito, ma invece è un bene che dobbiamo garantire a tutti i veneti. C'è il Veneto di sinistra, di centro, di destra, della Lega, insomma di qualsiasi realtà, dei 5 Stelle, che comunque scelgono l'autonomia per il Veneto. Una strada che vuole essere anche la risposta ai comuni come Sappada, che hanno chiesto di uscire dal Veneto. Sappada è la punta dell'iceberg. La verità è che per risolvere il problema di Sappada bisogna fare delle politiche che siano rispettose di tutti i 579 comuni del Veneto, l'autonomia del Veneto e comunque nel frattempo sarebbe bene istituire un fondo per i comuni di confine, come abbiamo fatto noi come governo con il Trentino Alto Adige, e farlo anche con il Friuli Venezia Giulia. Alla fin fine i sappadini chiedono di poter avere impianti nuovi, di avere investimenti per il turismo. A me sembra legittimo, no, che venga data una risposta. Questo governo invece di andare avanti e indietro con la pratica, da un palazzo all'altro, istituisca un fondo per i comuni di confine anche col Friuli Venezia Giulia. E a proposito del Friuli, questa è la risposta al governatore e numero 2 del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, che ha criticato la scelta del Veneto. Rimandiamo uno slogan: la loro libertà finisce dove inizia la nostra. Autonomia del Veneto e referendum saranno i temi di uno speciale focus con il governatore Luca Zaia, intervistato dal direttore Luigi Baccialli, in onda domenica pomeriggio dalle 16:40 e lunedì sera dalle 21:05 su Rete Veneta.